Che belle le giornate piene di sole, magari talvolta preceduto da nebbia, che hanno inaugurato il nuovo anno. Male invece per l'inquinamento perché non piove e l'aria ristagna, specie in un bacino a catino qual è la pianura padana. Per fare fronte alla famigerata minaccia chiamata polveri sottili sono nati tavoli di coordinamento, comitati di sorveglianza regionale e tavoli zonali, in pratica tutti i livelli di controllo territoriali. Eppure la nostra atmosfera risulta talmente malata da anni, vorremmo dire decenni, per scarichi ed emissioni nell'aria, da aver talmente imputridito ciò che respiriamo, trasformandoci in generazioni di avvelenati che dopo le feste ed i tradizionali falò dell'Epifania, nel mirino degli ambientalisti, l'allarme riemerga in tutta la sua prepotenza, non ci scombussola più di tanto. Le limitazioni al traffico scattate praticamente in tutto il Veneto di pianura ed il limite all'uso degli impianti di riscaldamento a partire dal 7 gennaio 2020 costituiscono oggi l'antidoto principe per l'inquinamento determinato dalla presenza di oltre 50 microgrammi ogni metro cubo di PM10 per più giornate consecutive. Il provvedimento che ferma veicoli con motore compreso tra Euro 0 e 3 fino all'Euro 4 per i diesel vorrebbe invogliare i cittadini a rinunciare alle 2 e 4 ruote per usare i mezzi pubblici e magari pensare a rinnovare il parco privato di vetture. L'economia in senso green ancora non basta, anche se costituisce un passo significativo verso quel lento processo di riqualificazione dell'atmosfera tra le imprese oggi più impossibili, crediamo, da realizzare, perché l'inquinamento è una conseguenza del nostro modo di agire e di pensare, senza riferirsi alle grandi industrie. Tra i responsabili c'è anche ognuno di noi, con la propria pigrizia e il proprio scarso senso civico. Partire da qui, crediamo, sarebbe già una grande eredità da lasciare ai posteri.